Lunedì 16 marzo, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Allora, oggi parleremo di guerra naturalmente e degli effetti che si stanno avendo con gli aumenti dei costi anche nell'edilizia. E c'è un allarme dell'Associazione dei Costruttori. Poi le giornate FAI di primavera che saranno sabato e domenica, il Fondo dell'Ambiente, e sarà nostra ospite l'autrice di un romanzo storico, Rosa Inversa, e lei è Maria Attanasio. Parliamo subito di maltempo però. Ieri pioggia e grandine, oggi allerta arancione della Protezione Civile per le zone ioniche. Il peggioramento è previsto a partire dalle 13. Scuole chiuse a Catania, Siracusa e in altri comuni della fascia ionica. Vediamo un po'. Sicilia sotto la pioggia, la cartina della Protezione Civile regionale parla chiaro, allerta arancione in tutta la fascia ionica per le prossime ore, previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporalesco diffuse e persistenti, anche sulla costa tirrenica messinese nelle province di Ragusa e Siracusa, allerta gialla nelle zone centrali dell'isola, scuole chiuse a Catania in diversi comuni della Cese, a Siracusa in provincia e in alcuni comuni del messinese della zona ionica. Fulmini e allagamenti ci sono già stati in diverse zone dell'Interland Tenneo, a Giarra i sottopassi allagati con automobilisti rimasti in panne, diversi gli interventi dei vigili del fuoco, ma il maltempo, secondo gli esperti, potrebbe durare fino a giovedì con un nuovo peggioramento mercoledì. Fenomeni che localmente potranno essere anche abbastanza intensi e accompagnati anche da qualche locale grandinata e forti raffiche di vento. Raccomandati attenzione negli spostamenti e prudenza sulle strade. Dallo Ionio si affaccerà un nuovo peggioramento legato sempre a questa circolazione ciclonica che si sposterà sul canale di Sicilia e che porterà delle piogge, dei rovesci che bagneranno soprattutto l'area orientale. Sperando che sia un ultimo colpo di coda dell'inverno in attesa dell'arrivo della primavera sabato prossimo. A Sigonella, davanti alla base americana, c'è stato un corteo ieri per dire no a guerra e genocidi. I manifestanti insistevano su questa parola d'ordine: la Sicilia non deve essere coinvolta. Era presente anche una delegazione no MUOS. Un centinaio di metri percorsi a passo svelto sotto la pioggia battente tra cori, striscioni, bandiere e slogan per chiedere di fermare la spirale di violenze e morte in Medio Oriente. La Sicilia non può e non deve essere coinvolta nella guerra. È stato ribadito più volte dai manifestanti che si sono radunati proprio di fronte alla base americana di Sigonella. Nessuna complicità con guerra e genocidio, smilitarizziamo i territori. Questi concetti espressi ai nostri microfoni. Quello che abbiamo dietro di noi in questo momento, la base di Sigonella, è una base di morte. Significa non guerra, non oppressione ai popoli, liberazione dei popoli e fine di questa guerra che porta solamente morte e distruzione dell'economia. Non ci pieghiamo agli interessi bellici di altri stati o del nostro stesso Stato. Sigonella ha un ruolo centrale insieme alla base di Niscemi del MUOS e quindi noi ci battiamo per la completa smilitarizzazione della nostra isola. Noi non abbiamo dichiarato alcuna guerra né tantomeno l'abbiamo ricevuta, siamo per assolutamente la pace dei popoli ma soprattutto per la convivenza pacifica e la Sicilia vuole essere neutra attorno a questa guerra del Medio Oriente. Il corteo si è fermato a 150 metri dall'ingresso della base con la polizia in assetto antisommossa. Per questioni di sicurezza presidiati sin dal mattino tutti gli accessi e gli svincoli sulla statale 417 in entrata a Sigonella. Intanto però 2 elicotteri militari americani della Marina americana, US Navy, sono atterrati nel Parco delle Madonie. Eccoli qua, li vedete, in questa, dove c'è lì un massimo livello di tutela ambientale. Ma a parte questo è curioso che improvvisamente 2 elicotteri militari arrivino, atterrino, eccoli qua, li vedete, la coda di uno e l'altro. Allora, protesta dei 22 sindaci, dei comuni delle Madonie, del presidente del parco e anche della politica. Per esempio Valentina Chinnici, che è del PD, ha presentato un'interrogazione al presidente della regione Schifani e ha detto:
ma che cos'è questa cosa? Cioè, come mai? Dice, non è soltanto una questione ambientale, perché quello, come abbiamo detto, è un parco, ma è, dice la Chinnici, l'ennesimo atto che rischia di trascinare la nostra isola e l'Italia in uno scenario di tensione bellica senza che nessuno appunto abbia avuto informazioni o dibattito democratico, eccetera. Luca, che già lo raccontano questi giornali, no? Certo, questa notizia ovviamente che diventa importante per i quotidiani nazionali, diventa come dire, un boxino, si chiamano così, nel quotidiano La Sicilia, perché non riusciamo a cogliere l'aspetto, diciamo, importante di questa vicenda. Peccato, dico, perché Sigonella storicamente è stato sempre un luogo di dibattito. Ricordiamo il 1985, Bettino Craxi, insomma, quando fermò i Marines, insomma, con un'azione con Reagan. Con Reagan, esatto. Allora, guarda qua, ti leggo quello che c'è scritto nella pagina dei Marines, della US Navy. La nota che spiega esattamente quello che sta succedendo è questa: gli elicotteri si chiamano MH-60s, i Seahawks assegnati allo squadrone elicotterista combattente 28 conducono un volo di addestramento sul monte Etna, vicino alla stazione aerea navale di Sigonella. Lo squadrone, questo HSC 28, è attualmente dispiegato nell'area operativa della Sesta Flotta degli Stati Uniti, supportando l'efficacia dei combattimenti bellici, la letalità e prontezza delle forze navali americane Europa-Africa, mentre difende gli interessi degli Stati Uniti, degli alleati e dei partner della regione. Va bene, però nessuno ce l'ha detto, questo è esatto, il problema. no, ma è una missione, diciamo, questo squadrone di elicotteri si sta addestrando qualora necessitasse aiuto la flotta americana impegnata in Medio Oriente. È la base questa, diciamo, mediterranea, più vicina. Apparentemente non ne sapevamo niente. Vabbè, vedremo nelle prossime ore gli sviluppi anche della politica, come abbiamo detto, su questa vicenda. Intanto, purtroppo, andiamo da un'altra parte, dove capitano altre tragedie, sbarchi di migranti, un nuovo naufragio al largo di Lampedusa, disperso purtroppo un bambino di 3 anni che è scivolato, pensate, dalle braccia della mamma, mentre la carretta sulla quale viaggiavano questi migranti partiti dalla Tunisia si inabissava. Una vera e propria tragedia. Una storia che tragicamente si ripete. Un bimbo di appena 3 anni scivola dalle braccia della madre quando è finita in mare nell'ennesimo naufragio al largo di Lampedusa. Il piccolo, ancora disperso, era partito con la madre, un gruppo di migranti, su una carretta di ferro di 9 metri, partito venerdì notte da Sfax, in Tunisia. Quando i militari della motovedetta della Guardia Costiera hanno avvistato il natante, già da un po' aveva iniziato ad imbarcare acqua e si era quasi del tutto inabissato. Momenti di terrore per i migranti, tutti finiti in mare, ma alla fine salvati dai soccorritori. I 64 superstiti del naufragio scappavano dal Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Sierra Leone. Si ripopola così l'hotspot di Lampedusa. Anche qui si consuma un passaggio doloroso con le audizioni dei superstiti. Gli ivoriani hanno raccontato di aver pagato per la traversata 300 euro e che arrivati in Sicilia vogliono restare in Italia. Attualmente sono 292 le persone sbarcate nelle ultime ore a Lampedusa. Complessivamente 7 le barche soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, che con la ONG Safira 2 hanno salvato 44 persone, fra cui 4 donne e un minore, rimasti per ore alla deriva in mare. È bellissimo che abbiano salvato 44 persone e lo fanno in continuazione, certo che sconcerta e commuove la morte, insomma, il fatto che sia disperso, diciamo così, questo bambino. Luca, ne parla nei giornali, no? Certo, notizie di prima pagina dalla Sicilia, eccolo qua, vediamo solo la fotonotizia in apertura. Lampedusa, ennesima tragedia, un bimbo di 2 anni disperso, qui ci sono i migranti soccorsi, diciamo, con un gommone. Entriamo dentro la pagina e vediamo appunto l'articolo esteso: tragico naufragio, bimbo di 2 anni disperso al largo di Lampedusa, come ha detto la collega nel servizio, originario della Sierra Leone. La madre prova a stringerlo ma gli scivola tra le braccia e viene inghiottito dalle onde.
una scia continua di vittime, della disperazione. Le organizzazioni umanitarie contano già 503 vittime nel Mediterraneo centrale nei primi 2 mesi del 2026, quindi numeri diciamo anche qui da conflitto, un terzo dell'intero 2025. Nelle ultime ore Lampedusa ne accoglie 292, tra cui appunto questi ultimi 64 e 40 salvati dalla ONG Safira 2. Ti faccio vedere invece dalla Gazzetta del Sud, quindi usciamo da queste pagine, dico alla regia di seguirmi, perché eccolo qua questo pezzo, diciamo, che racconta sulla Gazzetta del Sud l'ondata di sbarchi, quindi lo stesso racconto che abbiamo fatto. Scendendo però c'è un commento che è un commento della CESI, la Conferenza Episcopale Siciliana, che dice: la guerra, attenzione, dice, questo è il tema, guardate che questi sono numeri sconcertanti, ma la guerra sta rallentando un esodo che di fatto è sempre in atto, no? I trafficanti aumentano i prezzi e il flusso risulta diminuito del 38%, può calare ancora, ma per questi insomma le minacce diventano sempre più stringenti perché vogliono sempre più soldi. Una vicenda complicatissima e dolorosa. Passiamo allentando un po' al calcio. Il Catania torna a vincere in trasferta dopo 2 mesi, lo fa a Altamura. Nel recupero Casasola segna il definitivo 2-1 dei rossazzurri. Come a Monopoli nell'ultima vittoria in trasferta arrivata 2 mesi fa. Il Catania non esalta le folle per bel gioco, ma la meglio sull'Altamura nei minuti di recupero. È Casasola l'uomo del match, sua la rete decisiva. Toscano, su cui il club ha avviato da tempo delle riflessioni sfociate nella delicata ultima settimana, sceglie Caturano davanti, alle sue spalle Lunetta ed Ausilio. In avvio il Catania va vicino al gol, calcio d'angolo e colpo di testa di Lunetta, su cui Alastra si oppone con un grande intervento. Poi meglio i pugliesi, ma nel momento più difficile del primo tempo il Catania segna, cross di Casasola e gran colpo di testa di Ditacchio, imparabile per Alastra. L'Altamura prova a rispondere con Curcio, che calcia alto quasi all'intervallo. Nella ripresa partono forti i pugliesi, Mogentale serve grande al centro dell'area, tiro a colpo sicuro e respinta salva risultato di Casasola autenticamente strepitoso. Da un fallo dal limite di Quaini, prima espulso e poi semplicemente ammonito dall'arbitro dopo la revisione, nasce il pareggio dei pugliesi. Curcio manda la palla sotto la traversa, bel tiro ma centrale, Dini non irreprensibile, 1-1. Si arriva all'emozionante finale, Caturano al volo dal limite dell'area trova una grande risposta di Alastra. Il portiere diventa protagonista assoluto, pochi secondi dopo infatti si ripete su Lunetta che si dispera. È il momento decisivo della partita. Di Noia mette in mezzo, la palla arriva a Casasola che tira una prima volta e sulla ribattuta ci prova nuovamente. È quella buona, sinistro angolato e palla in rete e Tenei nuovamente in vantaggio al 96esimo ed esultanza liberatoria. Poco dopo c'era anche un rigore su Lunetta, si va avanti ma Toscano resta ancora in bilico. A te Luca. Insomma qui il racconto si fa certamente molto più ampio. Allora cominciamo proprio raccontando la partita. Il Catania la spunta all'ultimo assalto. Qui siamo sulla Sicilia che come tutti i quotidiani dedica lo sport al lunedì, diciamo tante pagine di sport al lunedì, nell'edizione del lunedì. Il Catania la spunta all'ultimo assalto, Toscano rimane ancora in discussione e questo è il grande tema perché il Catania fino all'ultimo ha rischiato di pareggiare una partita che era definita fondamentale per la sua corsa alla promozione, quindi al secondo posto. Sblocca Ditacchio, pari dell'ex Curcio su punizione, rete decisiva di Casasola nel recupero. L'allenatore, nonostante il successo, resta oggetto di valutazioni che potrebbero essere definite nella giornata di oggi, quindi una giornata diciamo, particolarmente intensa, cruciale. Per il calcio siciliano e in questo caso catanese. Allora, Toscano, le scelte tattiche, il successo e il malore. Il club lo conferma o cambia? Si chiede in questo approfondimento. L'allenatore dopo la sfida vinta in Puglia, la guida dei rossazzurri non si è presentata per le interviste. Nella lotta un lungo vertice tra i dirigenti e quindi oggi scopriremo, insomma ci sono dei nomi
che in questo momento sono in ballo, però la squadra, come vediamo in questo articolo successivo, eccolo qua, fa quadrato attorno al tecnico e dice insomma, di essere con l'attuale allenatore Mimmo Toscano. Casasola e Donnarumma fanno scudo, vedete i due laterali, la Serie B è un obiettivo valido, non abbiamo mai smesso di crederci. La classifica, vediamola, perché ieri il Trapani ha pareggiato, giocava in contemporanea con il Catania che ovviamente, come abbiamo visto, ha vinto ad Altamura per 2-1, nel giorno precedente aveva perso il Siracusa a Latina. Quindi la classifica recita: Benevento quasi irraggiungibile ormai in testa alla classifica, Catania 64 punti, la Salernitana ritorna al terzo posto con la vittoria di ieri contro il Crotone e poi il Cosenza 56. Diciamo ci sono i margini per restare piuttosto tranquilli per il Catania, però insomma non bisogna mollare la guardia. Prossimo turno si giocherà tra sabato, domenica e lunedì. Il Catania giocherà lunedì 23 marzo contro il Casarano alle 20:30. Siracusa e Trapani invece giocheranno domenica alle 14:30 il Trapani contro il Potenza e il Siracusa alle 14:30 contro il Picerno. Detto ciò, andiamo a vedere invece cosa ci raccontano i quotidiani regionali in questa prima parte di rassegna stampa. Cominciamo appunto e ritorniamo sulla Sicilia. Abbiamo visto il titolo che riguarda il naufragio, ma l'apertura ovviamente è dedicata a quella che è la notizia poi di apertura dei quotidiani nazionali: nuovo attacco dei droni a Teheran, militari italiani al riparo nel bunker, quindi è stata colpita una base italiana. Poi c'è il tema che diciamo, è strettamente correlato a questo conflitto, il tema del prezzo del petrolio, quindi il costo del carburante, i pescatori siciliani in ginocchio. Questa denuncia arriva appunto dalla marineria siciliana. Un po' di notizie che riguardano la politica siciliana, perché ieri De Luca durante un comizio, Cateno De Luca è stato insultato durante un comizio, quindi solidarietà nel mondo della politica attorno al sindaco di Taormina, leader di Sud Chiama Nord, solidarietà bipartisan, e poi ancora il caso Iacolino. Diciamo, adesso la difesa studia le contromosse per diciamo, presentare le proprie memorie ai magistrati. Abbiamo parlato del maltempo durante questa prima parte di programma. Michele, non è Harry ma torna l'incubo, allerta arancione in mezza Sicilia. Ha un altro nome questo vortice che però... Non me lo ricordo, qual è? No, neanche Iolina mi pare che si chiama. Questo è sì. I guai sono simili. I guai sono simili. Vediamolo appunto diciamo, da qualche altro quotidiano. Eccolo qua, anzi no, restiamo sulla Sicilia, eccolo qua. Restiamo sulla Sicilia perché Catania, così come tante altre località della costa ionica, ha chiuso le scuole, quindi pioggia, vento e scuole chiuse anche a Siracusa, dicevo in altre zone della fascia ionica. Oggi sono previste grandinate e condizioni meteo avverse che si prolungheranno anche nei prossimi giorni. Ieri c'è stata una prima avvisaglia di acquazzone, grandine in alcuni paesi etnei, grandine abbastanza consistente come piovosità. Poi Porto Rossi, i lavori servono per evitare i rischi ambientali. Questa questione del Porto Rossi, che è un porto che si trova in una zona nevralgica che è stato sempre oggetto di critiche degli ambientalisti, torna a far parlare di sé in un momento in cui ci si attende un'altra ondata di maltempo. Questa è una struttura colpita appunto dal ciclone Harry, quindi che adesso chiede risarcimenti. Poi ci sono altre notizie ovviamente che riguardano la cronaca, che riguardano insomma la vita della provincia di Catania, che troverete tutto in pagina. Vi faccio vedere però anche
l'articolo di cui parlavamo prima nella rassegna stampa, le marinerie siciliane in crisi. Perché? Perché il gasolio è troppo caro. Questo è quello che denuncia Federpesca, che chiede di incontrare il ministro per l'agricoltura e per la pesca Francesco Lollobrigida. Un'intera filiera a rischio, pronti a restituire le nostre licenze. In tanti da Trapani a Messina si dicono pronti a consegnare la licenza di pesca. A Portopalo di Capopassero, nel Siracusano, che è una delle sedi delle marinerie più grandi della Sicilia, il punto di non ritorno sembra sempre più vicino. Con il gasolio intorno a quota €1 al litro, ovviamente gasolio industriale che serve appunto così come quello per l'agricoltura, prezzo diverso ovviamente da quello diciamo degli utenti, degli automobilisti. Il rischio è il blocco, il carburante è la principale voce di spesa. Siamo pronti a consegnare la licenza all'autorità marittima, si legge in una nota. Nella richiesta di convocazione di tavolo di crisi con il ministro sono state avanzate alcune priorità operative per rendere maggiore celerità all'erogazione dei pagamenti relativi al fermo pesca temporaneo delle annualità precedenti. Quindi insomma è un tema, questo della pesca, che certamente va approfondito. Vediamolo il tema del gasolio, perché il governo in questo momento sta cercando delle vie d'uscita, no? Addirittura l'ipotesi, che è quella che vedremo anche dopo nella rassegna stampa nazionale, è quella di un bonus per chi ha ISEE sotto i 15.000 euro, insomma un modo per uscirsene, ma diciamo, le misure sembrano veramente non adeguate, anche quelle pensate al momento e al clima che sta vivendo il Paese. Poi andiamo a vedere da Palermo, interessante, diciamo, a parte che si discute da giorni sempre su Palermo come diciamo, fruire della spiaggia di Mondello dopo la revoca delle concessioni alla Italo-Belga. La borgata attende il futuro tra spiaggia e lavori, dubbi di residenti e commercianti nella zona e il ricorso al TAR della Italo-Belga. Ma è curiosa questa notizia che troviamo in taglio alto nella pagina della Sicilia di Palermo. Parlo con mia moglie. I deliri di Barreca, qui siamo diciamo, uno dei protagonisti della strage di Altavilla Milicia. La donna è stata uccisa appunto ad Altavilla durante una strage insieme ai 2 figli. Una delle vittime, c'è là tutta la storia diciamo, della rievocazione di riti magici, satanici. Una di questi protagonisti, Sabrina Fina, dice: io sono la vittima. La vediamo in pagina questa storia perché è veramente diciamo, esaustiva di quello che diciamo, sta accadendo. Diciamo, dopo anni, è successo nel 2004 la strage, quindi ho parlato con mia moglie, i deliri di Barreca, che si trova ovviamente in carcere. La donna è stata uccisa con i suoi figli nella strage della Villetta. L'uomo avrebbe dichiarato di aver visto un uccellino dirgli che Emanuele, uno dei figli, sarebbe presto risuscitato. Andiamo bene, insomma, andiamo bene. Mentre si difende la donna imputata, che diciamo, la riassumo io velocemente. La donna insieme all'altro uomo sarebbero quelli che avrebbero spinto questa tragedia familiare, appunto facendo esorcismi, riti magici, satanici, demoniaci, insomma esorcismi. Questo è il racconto, quindi c'è una verità processuale che sta andando avanti, che è quella della donna imputata, e una verità farneticazione ovviamente che arrivano dal carcere da questo imputato. Cambiamo quotidiano velocemente, andiamo sul Giornale Sicilia nella prima pagina. Le notizie sono tutte quelle che diciamo, racconteremo più avanti con la rassegna stampa nazionale, dall'attacco alla base italiana al referendum. Questa è l'ultima settimana del referendum, si voterà domenica e lunedì. Anche qui il naufragio dei migranti con il bimbo disperso a 2 anni, una vittima piccolissima, e poi il maltempo, vedete nel riquadro, Sicilia orientale nella bufera. Questa è la prima pagina del Giornale Sicilia. Andiamo alla prima pagina della Gazzetta del Sud, anche qui apertura dedicata all'attacco della base italiana in Kuwait, il caro benzina con il governo che non prende decisioni, e poi il naufragio, vedete di spalla a Lampedusa con il bimbo disperso. A differenza del Giornale Sicilia, la Gazzetta del Sud ormai ogni giorno praticamente prova a raccontare la campagna elettorale di Messina, perché Messina andrà al voto in primavera, a maggio, per rinnovare l'amministrazione comunale. Barbagallo, quindi il Partito Democratico, apre a Cateno De Luca, si scatena il putiferio, poi il dietrofront. Insomma, questo è un racconto diciamo, della politica.
segretario regionale del PD Anni Scemi definisce Sud chiama Nord un interlocutore possibile del campo largo. L'ira del patto da Ierace Allorusso, che sono due esponenti della politica messinese, lo costringe a un messaggio chiarificatore, poi alla fine nessuna alleanza, però insomma questo è il movimento che c'è in questo caso nella politica messinese. A te la linea, Michele. Grazie, andiamo subito a vedere in diretta il traffico a Catania, così vediamo anche se com'è il tempo, perché non lo sappiamo qui dallo studio, da una mezz'oretta che siamo qua. Allora, da dove partiamo? Vincenzo Tufida? No, Tondo Geni. No, non piove. E tra l'altro non c'è neanche traffico, per niente. Una bellissima immagine questa. Siamo in diretta. Qui invece è un po' affuscata, però comunque questa è via Vincenzo Giuffrida, traffico scorrevole. È tutto a posto, direi. Altra immagine in diretta della circonvallazione, qui cominciano ad esserci un po' più di macchine, però è tutto a posto, insomma, regolarissimo il traffico. Ecco, vedete, il cielo fa veramente orrendo, perché non fa preannunciare nulla di buono, ecco perché a Catania, Siracusa e in vaste zone della Sicilia orientale, della zona costiera ionica, le scuole sono chiuse. Ecco qua, vedete Taormina. L'Etna non si vede proprio, come non si vedeva un momento fa, perché è tutto coperto di nubi, e quelle nubi inevitabilmente presto diventeranno pioggia. State con noi comunque, vi facciamo compagnia. Buongiorno Sicilia, tra poco con Luca la rassegna stampa nazionale, lì ci sono un sacco di storie. Avete Sapete come si chiama il ciclone, il vortice? Iolina, si chiama Iolina. Iolina. Che nome? Un nome strano. Questo, tanto per sapere questo, adesso ci interessano poi le storie della guerra, l'attacco alla base italiana in Kuwait, eccetera. Buongiorno Sicilia, pochissimi minuti e ci ritroviamo tutti insieme. A dopo. Buongiorno Sicilia, è il momento dei quotidiani nazionali con Luca Ciliberti. Allora, grazie Michele, lo abbiamo detto poc'anzi, insomma il racconto oggi cammina tutto sulla guerra in Medio Oriente, l'attacco alla base italiana, le questioni che riguardano lo stretto di Hormuz, il petrolio, passami il termine, farneticazione di Trump, che ora accusa e minaccia velatamente anche la NATO, dice avrà cattivo futuro se non ci aiuterà in questo. Poteva avvisare prima però, forse. Insomma è una questione aperta da più fronti. Poi c'è il referendum, oggi comincia l'ultima settimana di una velenosissima campagna elettorale, tutti sono scesi in campo, dalle istituzioni alla politica, persino tutte le categorie dei magistrati, gli avvocati, insomma tutto quello che riguarda il mondo giudiziario. Quindi insomma l'ultima settimana. Abbiamo già visto veleni, immaginiamo cosa ci sarà fino a sabato, quando poi scatterà il silenzio. Questo è il Corriere della Sera. L'apertura dedicata appunto al conflitto, raid sulla base americana in Kuwait, drone distrugge un velivolo da 34 milioni, illesi fortunatamente i soldati, il ministro Tajani, ministro degli esteri, dice non ci faremo intimidire. Navi a Hormuz, oggi l'Europa valuta la richiesta di Trump, mentre l'esercito israeliano continua ad attaccare e viene attaccato perché la furia dell'Iran è contro Israele. Attacchi indiscriminati, l'ammiraglio Cavo D'Aleone parla appunto dell'attacco sulla base italiana, dice ora è massima allerta anche per i nostri soldati, quindi insomma questa guerra non è assolutamente distante da noi. Nel Data Room, che è la rubrica di Milena Gabbanelli che tiene sul Corriere della Sera, si parla, e forse io le ho viste tante in questi giorni, e forse come dire, la più equidistante, che racconta le ragioni del sì e le ragioni del no, con coerenza, come sempre fa Milena Gabbanelli. Quindi lo trovate nel Data Room del Corriere della Sera. Interviene anche su questa questione il ministro Valditara. Oggi vedremo anche nei quotidiani, c'è l'intervista al ministro Carlo Nordio, addirittura guardate, parla Mario Monti, ex presidente del Consiglio, che dice io voterò no. Quindi tutti si espongono, i professori invece per il sì, professori universitari. Vedete, il dibattito comincia, forse un po' in ritardo, a scaldare anche la società civile. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica, nuovo attacco agli italiani.
colpita con un drone alla base in Kuwait, nessun ferito, distrutto il velivolo Reaper. Crosetto, il ministro della difesa, resta solo il personale essenziale, cauta risposta dell'Unione Europea a Trump sull'invio di navi a Hormuz, si pensa a rafforzare Aspides. Fatua dell'Iran, uccidere Netanyahu, vedi l'attacco, diciamo l'obiettivo è ovviamente non gli Stati Uniti, non Trump, ma il compagno di Trump, che è quello insomma che vuole il controllo del nucleare in Medio Oriente. Il fuoco dei Pasdaran sulla missione voluta contro l'ISIS. Poi questa foto che troviamo su tutti i quotidiani è di Kimi Antonelli, un pilota italiano di 19 anni che ha vinto il Gran Premio in Cina. Antonelli fa l'impresa, una vittoria attesa da 20 anni. Pensate appunto, è 20 anni che un pilota italiano non saliva sul gradino più alto del podio della Formula 1. Ha corso con la Mercedes, lui che è un pilota emiliano, come sappiamo la Ferrari, Maranello, si trova a pochi chilometri di distanza da casa sua, ma questo italiano, come sempre accade, è un cervello in fuga, perché lavora e opera per la Mercedes, quindi per diciamo la casa tedesca. Sorriso a parte, insomma questa è una bella vittoria anche per l'Italia e troveremo appunto su tutti i giornali. Poi andiamo a vedere velocemente La Stampa. Trump allarga la guerra, ecco il titolo che apre l'argomento di cui parlavamo prima. Collaborazione navale a Hormuz, l'apertura di Seul e Tokyo, poi l'attacco alla base militare, ma le richieste del Taikon di intervenire nel Golfo vorrebbero coinvolgere tutti i paesi della NATO, o comunque quelli diciamo più vicini. Tajani prende le distanze, dice noi non siamo coinvolti nelle operazioni militari nello stretto, oggi ci sarà il vertice, vedremo cosa succederà. Vediamo un po' ed entriamo nei quotidiani per capire meglio questi argomenti. Allora, partiamo dall'assalto col drone, eccolo qua, quindi l'assalto alla base italiana, colpita la base italiana. I filo-iraniani distruggono un velivolo dell'aeronautica militare, nessun veicolo, Tajani inaccettabile. Eccolo qua il veicolo, che è diciamo il Predator, il drone, che è un aereo telecomandato, si direbbe così con un termine molto semplicistico. Costa dai 30 ai 35 milioni di dollari, quindi il danno è anche economico. È in dotazione a tutti questi paesi, quindi tutti i paesi europei, e ovviamente diciamo, era un esemplare molto sofisticato che in qualche modo colpisce la nostra difesa militare, quindi un attacco, dicono fonti attendibili, ben mirato e soprattutto un attacco alla NATO in questo caso. Certo. Che cosa succede? Eccolo qua, andiamo sulle navi e sul petrolio. Il presidente americano avverte la NATO, eccolo qua, la vera questione di questi giorni. Navi e petrolio, futuro negativo per l'alleanza se non aiuta Hormuz. L'Unione ne discute oggi, ma Berlino non si fida, quindi i tedeschi intanto si tirano indietro. E questo è appunto il tema di cui si discuterà negli incontri di oggi, perché è chiaro che l'Occidente è messo alla stretta, no? Dalla mancanza di petrolio. Vedete qua si ripropone sempre la zona del conflitto, il famoso stretto di Hormuz. Donald chiama Starmer per lo stretto, ma Londra non ha mezzi pronti a salpare, Parigi contraria a inviare le imbarcazioni, l'Italia insomma non si vuole fare tirare in mezzo. Queste sono le posizioni principali, vedremo se poi oggi uscirà qualcosa. E poi i rincari, eccolo qua, l'ipotesi di un'altra fregata, il governo studia il bonus anti-rincari, sì alle accise mobili di Tajani, no del ministro Urso, pensiamo a compensazioni per le famiglie e imprese, quella questione dell'ISEE, del bonus ISEE, diciamo, del bonus attribuito a chi ha ISEE più bassi, insomma, che non è una misura come dire democratica, perché insomma tutti pagano di più il carburante in questo momento, come abbiamo visto, soprattutto pagano le imprese. Torniamo, anzi vi faccio vedere, eccolo qua, che poi diciamo, con gli grafici si capisce tutto meglio anche diciamo, rispetto a quello che è accaduto in passato. Guarda Michele, qui siamo a 13 giorni dall'inizio del conflitto. Questa è la guerra in Iran, l'aumento è del 40%.
è vicino a quello della guerra del Golfo, quindi ha superato abbondantemente, che è al 36, il 40% con la guerra in Ucraina, vedi la reazione. La guerra del Golfo al 36,3%, la guerra in Ucraina, che era stata quello, diciamo, di cui si era parlato, vi ricordate, nel 2022 quando ci fu l'attacco in Ucraina, il petrolio crebbe, i prezzi del carburante crebbero, e in realtà non è di molto, anzi è di molto più in alto rispetto ad allora, quindi insomma è uno shock per quanto riguarda i mercati, perché come vedete qua dai titoli nell'inizio della guerra è salito del 40%, anche il gas è ai massimi dopo la chiusura di Hormuz, extra da 63 miliardi stanno guadagnando in questo momento le compagnie petrolifere, previsti ricavi aggiunti record per le compagnie americane se il barile resterà a $100, cresce la dipendenza dell'Europa dal metano degli Stati Uniti, e questo è un altro tema perché diciamo, si apre al petrolio russo in questo caso. La Lega, il dibattito è aperto nel nostro paese, vedete qua l'Europa, questa è la verità che apre proprio con questa notizia, l'Europa ci mette alla canna del gas. Questo è il titolo della verità, gasolio oltre 2 euro, Tokyo tentata dai barili russi, quindi non solo l'Italia, ma ci sono altri paesi che vorrebbero approvvigionarsi ai mercati russi, pur di non riprendere il metano e il petrolio da Putin, approfittando dello stop alle sanzioni, la Commissione europea preferirebbe razionare i consumi e insistere con il green, una follia che rovinerebbe le imprese e i cittadini. Questa è l'apertura della verità. Vi faccio vedere anche altri quotidiani politici, perché poi in mezzo, dicevamo prima, ci si mette anche il referendum. Eccolo qua, oggi il Giornale apre con un'intervista al ministro Carlo Nordio, vedete tutti in campo, dicevamo prima, clima da Brigate Rosse sul referendum, con il sì, toghe indipendenti, quindi il ministro parla e dice le sue verità, quindi il ministro evidentemente è l'autore di questa riforma, crollo di credibilità, non temo il partito dei PM, e i giudici fanno campagna per il no nei centri sociali. Quindi questo è tutto il racconto, diciamo, in maniera veloce di quello che sta accadendo. La corsa alle urne, apre il Fatto Quotidiano, perché diciamo, mentre si cerca di spingere tutta la popolazione a votare, mancherebbero all'appello 20.000 fuorisede, perché vengono esclusi, perché non tornano ovviamente, perché hanno costi importanti, pioggia di richieste a PD, Movimento 5 Stelle e AVS per fare i rappresentanti di lista. Quindi questa è l'apertura del Fatto Quotidiano di oggi. Andiamo a vedere Libero, il referendum alle comiche finali, da Landini che strilla contro chi invita a votare, a Scurati che al solito parla di dittatura, Schlein e Bonelli in coro, la democrazia è in pericolo, sono 30 anni che lo dicono, ma punto interrogativo. Questo è Tommaso Lorenzini sul quotidiano Libero di oggi. Vedete sempre c'è la foto di Kimi Antonelli, in questo caso con vignettatura, che racconta appunto il grande successo nel Gran Premio della Cina. Ultimo quotidiano prima di lasciarti la linea, Michele, perché ti faccio vedere, eccolo qua, poi magari lo approfondiamo anche dopo. Questo è il quotidiano Domani, che apre ovviamente con le questioni che riguardano il conflitto in Medio Oriente, però questo è un tema di cui ci siamo occupati all'Atere, eccolo qua. Dalla Reggia a Michelangelo, Fratelli d'Italia e la grande colonizzazione dei musei italiani. In questo racconto, questo è il ministro Giuli che fa Stefano Iannacone su il Giornale, entra la questione biennale, buttafuoco e le tensioni, insomma, che ci sono in questo momento tra lo scrittore, giornalista, autore e intellettuale siciliano e il ministro della cultura Giuli. A te Michele. Grazie Luca, rimanete con noi perché non c'è soltanto purtroppo il caro benzina e il caro petrolio, come avete sentito, il caro pesca, ma c'è anche un'impennata dei costi nell'edilizia. E già le organizzazioni di categoria di Catania sono pronte a protestare, quindi rimanete con noi perché è di questo che parleremo subito dopo la pausa. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, avete visto c'è un ospite, è il presidente dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori di Catania, Rosario Fresta. Grazie per essere con noi. E parla di impennata dei costi dell'edilizia. Uno dice, ma che c'entra l'edilizia? Perché capiamo
il caro petrolio, abbiamo sentito poco fa nella rassegna stampa il caro pesca, nei giorni scorsi abbiamo parlato anche del caro frutta e ortaggi, anche se, come dire, non è chiara l'origine, ma l'edilizia che c'entra? Il nostro settore c'entra perché naturalmente tanti dei nostri materiali primari da costruzione sono legati ai prodotti petrolchimici, insomma, dal gasolio, il carburante, come per tutti gli altri settori, al bitume e tutti i derivati, insomma, del petrolio. Ma anche tutti quelli che sono i prodotti da forno, quindi insomma prodotti dove l'aumento dell'energia influisce sull'aumento dei costi, che sono dai mattoni, dai laterizi all'acciaio, insomma sono tutti materiali che noi utilizziamo, insomma, primari nel nostro settore e che quindi stanno subendo in questi giorni aumenti, insomma, che vanno dal 30 al 40%. Non poco. Ecco perché lei ha scritto una lettera di sollecito, immagino, alla Presidente dell'ANCE, che è l'associazione di costruttori, la Presidente nazionale Federica Brancaccio. E cosa proponete? Sì, diciamo che abbiamo scritto come territoriale di Catania, ma come hanno fatto tutte le altre territoriali, insomma, alla Presidente Brancaccio, proprio per cercare di sollecitare il governo a trovare una soluzione che possa, insomma, in qualche modo calmierare quelli che sono i costi, insomma, questa impennata dei costi. Noi abbiamo avuto un'esperienza simile con la guerra in Ucraina e con all'indomani del super bonus, insomma, con gli effetti che ci sono stati sull'aumento. Con la pandemia, e con la pandemia, siamo partiti dalla pandemia e poi, insomma, c'è stata tutta una serie di aumento dei costi. Lì il governo ha trovato una norma, devo dire, che ci ha dato ristoro, la possibilità di completare i cantieri, che era quella del caro materiale. Oggi la norma non c'è più, abbiamo uno strumento che è quello della revisione prezzi, però è anche vero che poi alla fine quello che servono sono le risorse, insomma, quindi abbiamo bisogno che si trovino risorse per poter compensare questo aumento dei materiali. Perché voi dite che non solo si rallentano, ma si possono bloccare opere già in corso, comprese, qua ci interessa molto perché Catania è un problema grosso, e quelle stradali, che noi, insomma, diciamo, viviamo una situazione non ottimale, ne parliamo spesso con il sindaco anche. Certo, sui lavori stradali, insomma, è impattante al massimo, perché sulle pavimentazioni stradali naturalmente questo aumento del 40% porta a tutti i lavori che, insomma, le nostre imprese avevano fuori budget, perché l'aumento dei costi non è sostenibile, non è un aumento, insomma, normale, insomma, che si può in qualche modo ricondurre a un effetto del contratto, insomma, che si può sostenere, ma in effetti è un aumento che non è sostenibile. Siamo preoccupati per i lavori in corso, siamo preoccupati soprattutto perché siamo all'ultimo miglio del PNRR. A giugno dovrebbero chiudersi quasi tutti i cantieri, ma c'è il rischio che questi si blocchino, quindi, insomma, siamo veramente preoccupati per quello che succederà nelle prossime ore. Ma voi proponete una sterilizzazione dell'aumento delle spese fiscali, perché che è proporzionale? Sì, dico, la sterilizzazione dell'aumento del gettito fiscale naturalmente calmiererebbe un po' il costo, quello che soprattutto per tutti i prodotti petroliferi, però il problema ce l'abbiamo anche sull'energia, quindi, insomma, noi ci auguriamo che questo fenomeno si fermi, insomma, e ritorni, solo che statisticamente, insomma, l'esperienza ci dice che quando i prezzi aumentano in maniera così sproporzionata poi ci vuole tempo per riuscire, insomma, a ritornare alla normalità. E poi non sembra essere l'aria quella che si calma la situazione internazionale, al contrario, sì. Quindi, infatti. Ma non è tardi, le faccio una domanda un po' da incompetenza, cioè non sono già partiti questi aumenti e ormai è difficile rincorrerli. Sì, è difficile e questa è la nostra più grande preoccupazione, ecco, che è difficile rincorrerli, e quindi speriamo, insomma, di trovare, si deve trovare uno strumento per dare la possibilità quantomeno di ridurre questo gap che è molto alto. Questo. Lei parlava del PNRR che è nell'ultimo miglio, ma che rapporto c'è fra questa difficoltà che voi vivete e il, diciamo, quasi imminente chiusura dei rubinetti del PNRR? La difficoltà è che proprio alla fase finale, diciamo, sui lavori infrastrutturali, come diceva bene lei prima, sui lavori stradali, naturalmente le pavimentazioni finali sono quelle che incidono maggiormente, quindi lì il costo si sente ancora di più.
E quindi con i tempi che abbiamo, con il fatto che i lavori si debbono fare in questi mesi, insomma, che ci sono pochi mesi rimasti, insomma, si rischia di bloccare tutto. Certo. E quindi l'intervento dovrebbe essere immediato su questo punto? L'intervento dovrebbe essere immediato, certo. E voi avete diciamo, come associazione nazionale vi state muovendo oppure soltanto in Sicilia? No, si sta muovendo l'Ance Nazionale, ha avuto interlocuzioni col governo, ha fatto una richiesta specifica al governo di ripristinare la norma del caro materiale che avevamo fino a dicembre del 2025, che poi è stata resa strutturale con la revisione prezzi. Solo che il tema è sempre le risorse, no? Nei lavori, insomma, le risorse sono quelle. Se naturalmente c'è questo aumento, insomma, la norma della revisione prezzi ti porta o a trovare risorse aggiuntive o a fare meno lavori. Perché allora non... E quindi mi permetta anche opere pubbliche? Soprattutto opere pubbliche. Soprattutto. E quindi, visto che siamo a Catania, parliamo di Catania, per esempio? C'è tutte le opere legate al PNRR a Catania, ma anche gli altri interventi importanti. Mi riferisco, insomma, alla metropolitana, ai lavori di RFI. Sono tutti soggetti, insomma, a questo aumento. A rischio a questo punto? A forte rischio, certo. Forte rischio. Beh, è una situazione davvero importante. La ringraziamo per avercela descritta in maniera così chiara. Vedremo nei prossimi giorni come vi muoverete come associazione, che i vostri interlocutori sia a livello locale che nazionale, ovviamente, che risposte cominceranno a dare, perché poi si stanno muovendo un po' tutti, come vi dicevo prima, è chiaro, parliamo di caro benzina, è quello, certo. È quello subito. E però poi anche abbiamo parlato stamattina di caro pesca, nei giorni scorsi abbiamo visto i mercati, dico mercati ortofrutticoli, non parlo dei mercati finanziari. E, insomma, la situazione è complessa e complicata un po' per tutti. In bocca al lupo e teneteci informati, vediamo che cosa deciderà sia il governo che a livello locale eventuali misure che saranno prese. Ringraziamo Rosario Festa, che è il presidente dell'ANCE, l'associazione dei costruttori edili italiani. Adesso noi facciamo una pausa e la facciamo con il meteo. Oggi è una giornata molto importante per il meteo. Abbiamo detto che si temono situazioni delicate. A Catania, a Siracusa le scuole sono chiuse. Adesso lo vediamo insieme che cosa c'è. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Con l'avvio della nuova settimana l'alta pressione tornerà a dominare la scena meteorologica su parte del nostro territorio. Avremo infatti un lunedì con prevalenza di sole in Sardegna e al centro-nord, mentre il tempo sarà instabile al sud e in Sicilia, dove avremo dei fenomeni piuttosto diffusi nella seconda parte della giornata. Risulteranno anche a carattere di temporale, con qualche isolato fiocco di neve nelle aree interne. Le temperature massime toccheranno localmente i 15-16 gradi sulle zone costiere, qualche grado in meno invece nelle aree interne. Uno sguardo adesso alla situazione per la giornata di martedì 17 marzo, quando, come possiamo notare, la situazione resterà ancora molto variabile, da tratti instabile, con precipitazioni a carattere sparso, ma comunque non mancheranno anche delle pause asciutte nell'arco della giornata. I valori massimi saranno pressoché stazionari, localmente in lieve rialzo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione. Lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione. Con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo.
Eccoci di nuovo insieme in diretta. Buongiorno Sicilia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che si sono messi in contatto con noi. Adesso abbiamo due ospiti, Marisa Spironello e Melita Leonardi. Loro sono dirigenti della FAI, il Fondo Ambiente Italiano. E siccome abbiamo visto nelle previsioni del tempo che l'aria che tira non è per niente buona, le vostre iniziative sono un po', come dire, servono anche da scaramanzia, se mi posso permettere. Allora, le giornate FAI di primavera che si tengono questo sabato e questa domenica, e le presentate stamattina a Catania, dovrebbe essere a Piazza Università, all'Aula Magna. Direttore, sì, l'allerta meteo ci ha costretti a rinviare la conferenza stampa, per cui sicuramente organizzeremo nelle prossime ore, però intanto questa è un'occasione importante per presentare in anteprima le 21 aperture che riguardano la delegazione FAI di Catania e i gruppi affiliati territoriali. Quest'anno un'offerta veramente importante, variegata. Il titolo, il concept delle aperture è Intrecci di comunità per un territorio Intrecci di comunità. Sì, direttore. Perché il territorio è in continua trasformazione, dunque non una somma di aperture, ma un intreccio, come una trama inordito di storie, di memorie, di identità, di istituzioni, di paesaggio e di responsabilità civile, perché queste aperture sono una chiamata che coinvolge la comunità dal basso, a partire proprio dalle scuole, che sono epicentro radiale della nostra organizzazione. Perfetto. Marisa Leonardi, lei è la delegata del FAI Scuola Catania, ma Catania non è l'unica città coinvolta in queste giornate di primavera dalle nostre parti. La delegazione del FAI abbraccia veramente un territorio molto ampio e noi abbiamo creato delle sinergie importantissime in tutti i territori che fanno parte della provincia di Catania, e quindi abbiamo aperture ad Acireale, a Giarre, a Mascalucia, a Misterbianco, Piedimonte e Piedimonte anche Etneo, esatto, certo. Anche a Piedimonte Etneo, col gruppo Etna Nord. Mi scusi, l'ho interrotta, prego. Col gruppo Etna Nord. Sì, vogliamo vedere che iniziative a Catania, non so chi di voi due vuole annunciarle, quelle di Catania, che sono, già leggo, interessantissime. Sì, grazie direttore. Sì, le iniziative sono appunto variegate, come dicevo, i 5 percorsi, i 5 racconti riguardano appunto altrettante tipologie di aperture. Abbiamo l'intreccio della guida, dove apriremo appunto le sale del Palazzo Arcivescovile di Catania, in particolare il Salone Sant'Agata e il Salone dei Vescovi. Abbiamo la chiesa di Sant'Agata al Borgo all'indomani del restauro importante. E qui che vediamo? Esatto, questi sono invece il campanarazzo, sono dettagli dell'apertura dedicata appunto a questo sito sopravvissuto all'eruzione nel 1669. È un sito certamente di punta, direttore, è il criptoportico, questo ambiente ipogeo della Villa Bellini, aperto per la prima volta proprio dalla nostra delegazione in occasione delle giornate FAI d'autunno, e quello vedete particolarmente animato dagli studenti dell'Istituto Musco di Catania. Ringrazio il dirigente scolastico, il professore Mangano, per la sensibilità e la visione comune nell'aver accolto questa creazione, questo spot che ha nei danzatori, studenti, giovani dell'istituto. E questo cos'è invece? E questo sono sempre un ficus millenario all'interno proprio della Villa Bellini. Ma quindi che bello! Non soltanto, non tutti ce lo ricordiamo, no? Perché uno ci passa. Non soltanto chiaramente il criptoportico, che sarà appunto l'epicentro più importante, ma anche tutto il nostro giardino storico che verrà coinvolto nell'apertura. Qui abbiamo i salesiani, quindi anche uno spazio di formazione. Ora vediamo, adesso vediamo. Però prima di vedere volevo chiedere, c'è un coinvolgimento quindi molto importante delle scuole? Importantissimo, anzi io colgo l'occasione per ringraziare i docenti e i dirigenti delle scuole
che ogni anno ci supportano e sono i nostri migliori alleati. Io lo dico sempre, ogni volta che sento i docenti sono piena di entusiasmo, di ottimismo, dimentico anche le fatiche che a volte questa organizzazione comporta, perché mi danno proprio una carica, e lo stesso avviene con i nostri giovani apprendisti ciceroni. E questa, diciamo, idea del FAI di coinvolgere i ragazzi. Apprendisti ciceroni, Apprendisti è bellissimo. Cicerone, è bellissimo. Cioè, cosa sì. vuol dire? Apprendista Più o meno. Cicerone, ecco, sono i ragazzi che si spendono a fare da guida in questi luoghi e che, come si può dire, attraverso il loro vissuto trasformano quelle che possono essere delle semplici informazioni in qualcosa che va al di là, perché trasmettono al visitatore proprio l'entusiasmo, la voglia di esserci e anche l'importanza di conoscere i luoghi che abitiamo. Davvero bello. Non so se la regia dispone ancora di altre immagini, intanto in attesa di quello, se lei vuole continuare il suo eravamo arrivati. affascinante programma. Il programma, dicevamo, è abbastanza nutrito, sempre in Ecco, qua, ambito... per esempio, Ecco, sì, questa è una delle chiese, sono tante, dicevo, oltre Sant'Agata al Borgo. Questa per esempio è l'Arciconfraternita dei Bianchi, siamo sempre su Catania. Questo è il salone chiaramente che riguarda tutti i priori che si sono avvicendati, e come vedete abbiamo sempre i danzatori che creano questo ordito trasparente ma presente nella danza, nella musica e anche nelle arti, naturalmente. Bello. Ecco, questo è il palazzo direttore arcivescovile di cui parlavamo prima. Come vedete i colori richiamano quelli della nostra Etna, del nostro vulcano, quindi rosso come la lava, nero come la pietra che ha permeato la storia. Rosso e nero. Rosso e nero, e quindi questo filo invisibile che lega tutte le aperture. Naturalmente in linea anche con la candidatura di Catania Capitale della Cultura, noi sosteniamo fortemente come FAI questa candidatura, e certamente la curvatura di queste aperture guarda in questa direzione. Beh, direi che è affascinantissima già, anche per la presenza di questi giovani danzatori e musicisti, perché li vedo anche suonare l'arpa. Accenniamo qualcosa anche però, perché mi sembra giusto, delle altre città, Cireale, Mister Bea, cosa... A Cireale aprirà 5 luoghi, tra cui Palazzo Fiorini, che è un palazzo di fine Ottocento, in stile eclettico, e che contiene proprio un'eredità che questa famiglia custodisce. È un sito riservato e diciamo che è importante conoscere anche aspetti affascinanti, antichi, del passato, legati a famiglie del luogo che hanno lo stesso discorso lo potremmo fare per Giarre, dove verrà aperto anche un palazzo altrettanto importante, Palazzo Fiamingo se non erro, e così anche per Mascalucia, dove verrà aperto questo Borgo Petra. Noi ci teniamo, come ha sottolineato Marilisa Spironello, a unire questi intrecci, cioè da un lato abbiamo la storia privata, dall'altro lato c'è una storia pubblica, e infatti per esempio abbiamo aperto anche il Palazzo dell'Intendenza di Finanza, che è un palazzo delle istituzioni, ma che ha una storia antichissima, perché lì sorgeva un'antica abbazia di Nuova Luce, e questa è una memoria che vogliamo restituire ai nostri, diciamo, visitatori. Magari molti non lo sanno, perché poi la memoria si perde. Poi la memoria deve diventare storia, perché se non diventa storia, quando non ci sono più i testimoni, finisce. Certo. E questo è un altro compito, e quindi facendo conoscere questo luogo, da un lato si rinnova questo rapporto importantissimo con le istituzioni, e qui ringraziamo sempre la grande disponibilità che loro hanno avuto nei nostri confronti. Dall'altro però apriamo a questo aspetto della memoria. Ecco, torno con lei, Marilisa Spironello, perché le stavo accennando degli intrecci, cioè 5 racconti. Anche questo è suggestivo e inconsueto, diciamo. Sì, proprio perché, come diceva la collega, abbiamo da un lato questo aspetto privato, quindi della nobiltà, attraverso le dimore signorili che raccontano una storia passata, ma che vive anche nei nostri tempi, e poi le istituzioni. Abbiamo quindi il palazzo dell'ex intendenza di finanza, ma abbiamo anche tutto il comparto chiaramente degli edifici ecclesiastici. Quindi
la fraternità. La fraternità, ma abbiamo anche la cura, chiaramente con la casa salesiana, con la chiesa di Santa Maria del Suffragio e con la chiesa dell'Arciconfraternita dei Bianchi, e poi tutta una serie di altre aperture che guardano invece alla memoria più antica. Per gli iscritti FAI sarà possibile ad esempio visitare il Balneum di Piazza Dante, quello scavo che noi giornalmente vediamo ma chiuso. Sarà possibile quindi scendere a una dimensione, a un livello storico che è quella della Catina romana, e sarà un'esperienza credo altrettanto importante. Sicuramente, noi ci auguriamo innanzitutto che ci sia bel tempo, così voi portate comune. Veramente il Fondo Ambiente porta la primavera a Catania e ci complimentiamo per quello che vale, per le vostre bellissime iniziative che coinvolgono poi tanti studenti, tanti giovani che così imparano a conoscere meglio la nostra città e la nostra regione, i nostri comuni. Complimenti quindi al FAI. Grazie. In bocca al Volevo lupo. aggiungere un'ultima Prego. cosa. Abbiamo un'iniziativa bellissima con la Sicilia, lo dobbiamo dire, perché abbiamo quest'anno stabilito una bella sinergia anche con il quotidiano, la Sicilia.it, l'edizione online, che ci ha permesso di consentire alle scuole di raccontare loro il bene, e quindi ogni giorno verrà pubblicato un racconto in cui ogni sito parla di sé. Bene. In prima persona. Complimenti anche per questo, grazie per essere direttore. stati con noi. Sono le giornate FAI di primavera, sabato e domenica prossima, e serve proprio come dire, a fare, sperare che le previsioni, come dire, che non sono magnifiche, possano essere smentite, ce lo auguriamo. Fra pochissimo invece ci occuperemo di altro, una scrittrice siciliana che ha scritto un romanzo storico di cui parleremo con lei. Si chiama Maria Attanasio. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento dell'oroscopo. Quindi è il momento di Marco Amato. Ciao Marco, buona giornata. Buongiorno. E buon caffè, con quella bella tazza. Che sa di impressione del giorno, un po' i colori del sole, proprio perché oggi vi parlo di qualcosa di solare, ma anche di lunare. Esatto. Bravo, bravissimo. Personaggio a me carissimo, che amo tanto e che stimo, è la bellissima Annalisa, che torna alla ribalta con un nuovo album e una nuova canzone in cui anche un po' alla femminilità, proponendosi come un po' suora, un po' qualcos'altro. E beh, Annalisa da brava leone ha tutte le virtù del sole, proprio perché il sole è manifesto, il sole è luce, ma il sole è anche forte e soprattutto responsabile. Dico sempre che per capire un leone bisogna fare un paragone con l'acquario, ovvero il segno zodiacale dove oggi c'è proprio la luna. La differenza tra leone e acquario è che l'acquario appartiene alle stelle, i leoni appartengono a quella stella che si è voluta prendere la responsabilità di diventare padre, di fare gravitare intorno a sé tutti una serie di pianeti e di responsabilità. Auguro un grande in bocca al lupo ad Annalisa. Il segno del leone, proprio in questa primavera e quest'estate, si esprimerà in maniera grandiosa, preparandosi a ricevere Giove. Giove è il pianeta della fortuna e quando Giove entra in un segno zodiacale si dice che quello è l'anno di quel segno zodiacale. Beh, questo è l'anno del leone, quindi in bocca al lupo carissima Annalisa, e stupiscici sempre con le tue canzoni e la tua sonorità. E del cielo di oggi vi racconto che la luna è in acquario, quindi cosa accade per il cielo zodiacale? Bene, per l'Ariete è un gioco di squadra perfettamente riuscito, proprio perché rappresenta la sua 11ª casa, quella dei desideri realizzati, delle azioni svolte correttamente e soprattutto di una grande strutturazione pianificatrice.
dice Toro. Per voi invece la luna è un po' urticante oggi, proprio perché l'Acquario è un segno a voi di quadratura, per cui dovreste un pochino riflettere più cautamente e consigliarvi con tutte le persone che avete intorno prima di agire verso una direzione che potrebbe essere sconsiderata. A voi questo non piace, volete le sicurezze. Gemelli, bellissima luna di Trigono oggi per voi, che rappresenta un vero e proprio toccasana, dato che i pianeti non sono molto generosi con voi in questo periodo e soprattutto i turbini di Urano ancora riservano sorprese inaspettate, per cui gestite bene una situazione e pacificate gli animi. Cancro, la luna è la vostra sovrana e trovandosi nel segno della fantasia oggi Cancro sono più sentimentali, diffusi, soffusi e seducenti che mai. In bocca al lupo. Leone, protagonisti della giornata assieme all'Acquario, proprio perché la luna vi chiede di vedervi in una maniera altra, diversa, un di più che le stelle vi chiederanno per essere voi stessi di più. Vergine, una luna oggi tecnica che vi aiuta a rimettere le cose a posto, una luna di consiglio, una luna di gran consiglio, proprio perché oggi è un pochino simposiaca, per cui voi Vergine riuscirete a trovare gli accordi in un organico. Bilancia, luna di Trigono per voi, finalmente torna il buon umore perché la vostra Venere che si trova in Ariete non è troppo morbida per adesso, quindi dovete un po' trovare la quadra, cari Bilancia, e ci riuscirete benissimo grazie a questo assist della luna in Acquario. Scorpione, per voi la luna oggi è di quadratura, una luna che affronta tutta una serie di diversità, di step e anche di qualche piccola magagna durante la giornata che la vostra abilità teatrale riesce assolutamente ad ovviare. Sagittario, per voi la luna in Acquario è la luna più amica di tutte, proprio perché nella vostra terza casa parla di socialità e vi invita a esprimere i vostri pareri e le vostre opinioni, quindi dateci dentro. Capricorno, una luna oggettiva, pratica e concreta per voi. Quando la luna è in Acquario voi diventate molto lucidi, molto strategici e oggi riuscirete a pianificare in una maniera oggettiva e a favore dei vostri interessi. Acquario, protagonisti della giornata con una luna splendida, la fantasia regna sovrana sempre nei vostri gradi zodiacali, ma con la luna anche i sentimenti un pochino più mutevoli. Forse incorrerete nel giudizio di qualcuno, ma brillantemente riuscirete a dimostrare che siete stati più acuti. Pesci, nel vostro caso la luna in Acquario parla di empatia, la parola chiave per capire il vostro segno zodiacale. Oggi il vostro intuito grandioso vi darà grande soddisfazione e soprattutto metterà al sicuro qualcosa che per voi è sacro. E detto questo, auguro a tutti una splendida settimana. Buongiorno Sicilia, ciao Michele, ci vediamo Ciao, domani. Marco, grazie a te, splendida settimana anche a te. Noi ritorniamo in studio con Luca Ciliberti e vediamo un po' i quotidiani nazionali. Oggi c'è molta roba, eh? Oggi c'è molta roba, sì. Allora, ritorniamo a parlare del conflitto, ma diciamo, con qualche sfaccettatura che diciamo, lo attualizza. Perché? Perché questa è una guerra, ovviamente Michele, del 2026, quindi una guerra che cambia tutti i connotati rispetto alle guerre che abbiamo conosciuto anche fino a qualche anno fa. Perché? Perché, e questo lo vediamo da questo articolo, è una guerra che racconta e che viene raccontata anche con l'intelligenza artificiale, cioè c'è un conflitto vero che uccide uomini, che distrugge conglomerati abitati, paesi eccetera, poi c'è una guerra che viene raccontata con l'intelligenza artificiale ed è una guerra finta, grattacieli in fiamme, vedete questo il Corriere, navi militari, città bombardate, foto e video generati con l'intelligenza artificiale che sui social hanno decine di milioni di visualizzazioni, quindi la guerra finta con l'intelligenza artificiale, diluvio di immagini fake sul conflitto tra propaganda e occasioni e di guadagno. E questo... Quindi ormai non sappiamo più se è vero o è falso. Se è vero, esatto, cioè vediamo delle immagini che oggettivamente a un osservatore distratto possono sembrare vere e che quindi poi veicolano messaggi che diventano in qualche modo oggetto di propaganda. Quindi, insomma, sembrano tutte immagini vere, sono
tutte immagini finte, guarda i bombardamenti, l'aereo distrutto, la città qua, eccolo qua, bombardate, però insomma è tutto un fake, come si dice in questi casi. Quindi che questa sia una guerra diciamo dell'intelligenza artificiale, ma anche una guerra delle tecnologie, lo dimostra anche tutto quello che è successo a Roma recentemente con uno dei guru delle tecnologie, uno dei guru della cultura maga, che è appunto Thiel e Palantir, in questo caso l'azienda che analizza i big data. Un altro miliardario, diciamo, di cui si circonda Donald Trump. Quindi arriva a Roma per una sua conferenza stampa, succedono ovviamente, montano le proteste di chi non lo vuole, qui vediamo diciamo, i manifestanti con i loro striscioni, pro e contro, quindi benvenuto e vai via perché noi siamo per la pace. Quindi Peter Thiel, questo imprenditore che poi è di origine tedesca se non ricordo male, insomma è naturalizzato americano, però insomma è uno degli uomini certamente di Donald Trump. Quindi le tecnologie senza freni, lezione del guru della destra degli Stati Uniti in 100 a Palazzo Taverna. Immagina chi c'è tra questi 100, insomma quali diciamo ideologi, quali insomma sostenitori possa raccogliere appunto Peter Thiel. Andiamo avanti, restiamo sulla stessa pagina perché abbiamo parlato prima di biennale, abbiamo parlato prima di scontro anche diciamo sulla cultura, quindi la guerra diciamo come dire, divide anche la cultura che di fatto dovrebbe essere e potrebbe essere unita. Questo è quello che sta provando a fare Buttafuoco nella biennale, però chi gli mette i bastoni tra le ruote? Il ministro Giuli, che probabilmente non parteciperà alla cerimonia per il restyling, quindi le voci, diciamo, eccola qua la foto di Giuli e Buttafuoco, le voci si rincorrono. Probabilmente vedremo a breve intervenire anche la Premier su questa questione. Altra notizia che ti faccio vedere, sempre diciamo dai quotidiani. Faccio vedere come, eccolo qua, sempre lui, eccolo qua di lui. Questo no, l'ho presa perché insomma qua si vede chi c'è stato. Tiene i soldi in mano, sì, tiene i soldi, tiene i dollari in mano, ma soprattutto le parole, svelerò chi è l'anticristo, e questa è la sua missione romana. No, ma questa pagina l'ho presa perché ti faccio vedere chi c'era invitato. Ecco, vediamo. Gli invitati alla conferenza, quindi Daniele Capezzone, che conosciamo, nuovo direttore del Tempo, ex deputato, insomma uomo certamente di destra, Guido Maria Brera, scrittore, finanziere, dirigente d'azienda, fondatore del gruppo Kairos, Davide Quadri, che è segretario internazionale della Lega Giovani, quindi già come dire, i contorni di questa conferenza cominciano a intravedersi. Zanardi Landi, ex consigliere diplomatico di Giorgio Napolitano, ambasciatore a Mosca e presso la Santa Sede. Eccoli qui, insomma c'è un mondo che si muove in maniera non tanto sotterranea, insomma, ecco, il titolo della Stampa è emblematico, il mondo in bilico, diciamo, c'è un mondo che si muove anche sotto traccia, perché dalla atomica alla denatalità c'è chi spinge su questi temi. Uno di questi è Peter Thiel. Poi ancora abbiamo visto dai titoli anche l'intervista a Nordio tra le aperture dei giornali, oltre che ovviamente intervista, c'era anche un'intervista a Valditara che prendeva le distanze, diciamo, dalle questioni che riguardano la scuola. Poi però in chiusura ti faccio vedere anche diciamo, un'intervista curiosa che c'è oggi sul Corriere della Sera, perché il nostro diventa sempre un paese, sempre più un paese per vecchi, e qui c'è l'intervista a un ingegnere di Nuoro che si chiama Sebastiano Maccioni, guarda te, c'ha
107 anni. Complimenti. 2 lauree, ho guidato fino al 2023, praticamente fino a 3 anni fa, quindi fino a 104 anni, questo guidava la macchina, e legge i giornali sull'iPad, cosa che diciamo, giovani, persone molto più giovani di lui non riescono a fare. Dice: sono sopravvissuta alla malaria e alle bombe su Civitavecchia, l'elettricità mi meraviglia ancora, il segreto per arrivare a 107 anni, yogurt e crusca. Dovremmo diciamo, adeguarci anche noi, Michele. Quindi, davvero. Questa diciamo è tra le varie sfaccettature. Se poi continuiamo ti faccio vedere anche le questioni che riguardano l'economia, perché insomma oggi il Sole 24 Ore, che apre con un'apertura fredda, diciamo, ci riporta con i piedi per terra, perché ci fa vedere quanto le guerre degli ultimi 20 anni sono pagate non da chi le fa le guerre, ma da chi le subisce, in questo caso nel nostro paese, e con il potere d'acquisto che è sotto i livelli del 2005, scusa. Guarda qua il grafico, come racconta appunto la timeline, la chiama il Sole 24 Ore, e del potere d'acquisto. Questa è una sotto i livelli del 2005. Sotto i livelli del 2005, sì, guardate, questo è il grafico, insomma, guarda qua, questo è l'ultimo potere d'acquisto, diciamo l'ultimo picco nell'indice del potere d'acquisto, che devo dire certamente lo notiamo anche nella vita di tutti i giorni. E poi altra storia, questa diciamo un po' ci appartiene, perché fino all'altro giorno, anzi fino a ieri, abbiamo raccontato dei cybercriminali che continuano a proliferare. Avete visto anche la questione del bidello, no? Che attraverso del collaboratore scolastico a Catania, che attraverso dei programmi di intelligenza artificiale riusciva a denudare anche le ragazzine che fotografava a scuola. Questi sono tutti crimini cibernetici. L'Italia è nel mirino, quindi noi in qualche modo siamo, diciamo, quelli che più ne esportano al mondo, registrato il 10% degli incidenti gravi rispetto al dato mondiale, con una crescita del 42% rispetto al 2025. E poi ovviamente l'Italia oggi lo vede, diciamo, dall'ottica di chi tutela le aziende, perché le aziende ovviamente sono quelle colpite appunto dai cybercriminali, che riescono ad ottenere anche cifre e fondi considerevoli, rubandoli ovviamente con il cybercrime. Michele, mi sa che abbiamo finito. Grazie Luca, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Buongiorno Sicilia termina qui, ma non il nostro augurio per la vostra buona giornata, e ci rivediamo alle 13:30 con il TG Sicilia. A dopo.